la A Silver ok, nuova casa ok, squadra che è stata rafforzata, chiaramente anche con un esborso economico non di meno. Adesso cosa chiedete ai tifosi e agli appassionati? Noi abbiamo mantenuto le nostre promesse, avevamo promesso alla città una Serie A e ci siamo arrivati con tantissimi sacrifici, avevamo promesso di forzare l'apertura del palazzetto e ci siamo riusciti, adesso manca solo il pubblico. Al pubblico chiederemo solamente un piccolo sacrificio che non deve essere visto come un sacrificio economico, perché abbiamo creato un abbonamento che è un abbonamento family che costa 30 € per 4 persone, quindi una famiglia può vedere 9 partite in casa in un palazzetto meraviglioso, stare vicino ai ragazzi, che facendo il conto e facendo la divisione per 9 partite per 4 parliamo veramente di 1,50 € e neanche. È un aiuto che la squadra chiede, è una vicinanza che la squadra vuole a tutto il pubblico agrigentino e agli amanti della pallamano. Ma non solo gli amanti della pallamano. Chiunque, anche i curiosi, perché voglio dire, la pallamano prende. Io ho iniziato tantissimi anni fa, ho conosciuto questo sport da bambino, l'ho arbitrato e sono stato arbitro a livello professionista per più di 25 anni. Vedendo una partita, seguendo i miei padrini arbitri ai tempi, non sono potuto più uscire da questo sport. È uno Tanto da sport che diventare il presidente della oggi pallamano mi hanno Girgenti. coinvolto mettendomi dall'altro lato della medaglia e sono il presidente di questa meravigliosa squadra e di questi meravigliosi ragazzi. Senti, per concludere, avete anche avanzato l'ipotesi, proprio parlando di pallamano, di dedicare il nuovo polivalente a un grande personaggio, no? Don Pietro Fusetti, che tra l'altro amava la pallamano tanto da trasformare il campo dell'oratorio da Unguarella proprio nel campo della pallamano. E il Dongarella per noi è il tempio della pallamano e penso che padre Fusetti merita assolutamente che venga intitolato il palazzetto a lui. Le altre società che con voi gestiscono la nuova struttura sono d'accordo? Assolutamente sì, perché dico, il parroco non era solamente per la pallamano. Voi sapete tutti che l'oratorio di Onguarella è stato proprio il tempio del calcetto, del ritrovarsi insieme, quindi era un amante dello sport. I soci sono amanti dello sport e sono persone molto intelligenti, quindi hanno accettato subito la proposta.